Spero di essere all'altezza anche della costanza con cui sono stata invitata. Non mi piace essere definita una specialista perché, come diceva McLuhan, lo specialista è quello che non fa mai piccoli sbagli mentre avanza verso un grande errore. Perché lo specialista tende a perdere di vista l'insieme, invece è proprio l'insieme che a me interessa e che a noi dovrebbe interessare come cristiani, perché cattolico significa tutto l'uomo e tutti gli uomini, quindi la visione olistica è fondamentale, magari anche a scapito di alcune forse piccole inesattezze, però con uno sguardo che appunto cerca di abbracciare l'insieme. Io sono grata per l'occasione di aver visitato questa mostra e dico due cose prima di iniziare con la relazione vera e propria. La prima è che i nuovi media ci consentono forme nuove di presenza. Mentre ho assaporato veramente questa visita guidata, e vi dirò anche, e partirò da una cosa che mi ha colpito, ho fatto delle foto, ho preso degli appunti e ho mandato a mio marito una mail con la foto di un quadro che mi è piaciuto moltissimo, di due anziani di spalle che camminano, il quadro si intitola Vanno, e gli ho scritto: questi siamo noi tra un po' di anni. E il fatto di quindi non è che non ero lì perché gli stavo mandando le mail, e anzi ero con lui pur essendo lì grazie ai nuovi media, quindi ripensare le forme della presenza è un modo secondo me giusto per affrontare la questione dei nuovi media. E il quadro che mi ha colpito, tanti mi hanno colpito, è una cosa che parlo da appunto totalmente amante, totalmente amatoriale dell'arte. Mi ha colpito molto il fatto che in quasi tutti i quadri ci fosse tanto cielo, tanto spazio tra le figure e la fine del quadro, appunto questa ampiezza. Mi è piaciuto molto un quadro che si chiama Inno al Sole, che secondo me è una bella sintesi che ci aiuta a introdurci nel tema di oggi. Erano quei tralicci, vi ricordate, altissimi, con quelle figurine piccole piccole che suonavano. Allora l'uomo con la tecnica e con l'arte, perché la musica è arte, si avvicina a Dio, si avvicina al cielo e può cantare il sole. E questa è un'immagine, credo, una metafora che ci mette nella giusta prospettiva per affrontare quello che oggi possiamo dire. Quindi grazie veramente tantissimo di questa bellissima introduzione al lavoro di questo artista. Io ho preparato un discorso che come al solito sarà troppo lungo, quindi andrò velocemente su alcuni passaggi, tanto penso che poi le slide saranno messe in rete e quindi si potranno recuperare alcuni punti. Volevo affrontare 4 snodi, su alcuni soffermandomi un pochettino di più, altri invece in modo più veloce. Il primo è che non possiamo dire una parola appropriata a questa epoca se noi non ascoltiamo il mondo. Il tema del silenzio è stato ricordato prima, giustamente, era il tema della giornata mondiale delle comunicazioni dello scorso anno ed è un tema fondamentale perché comunicare non significa dire delle cose. Comunicare significa costruire un mondo comune partendo da quello che c'è, partendo anche dalle distanze che ci sono e cercando di ridurre queste distanze. La comunicazione è far crescere man mano questo comune che ci unisce, al di là di tutto ciò che ci divide. E per farlo crescere dobbiamo ascoltare quello che c'è, dobbiamo ascoltare gli altri e le loro domande. Quindi dobbiamo ascoltare questo tempo, prima di lanciarci in ricette, in giudizi, in elenchi di pericoli, ascoltiamo veramente quello che ci sta intorno. Quindi il primo tema è l'ascolto. Il Papa ci dà una chiave con questo messaggio, perché ci parla di porte. Allora, sono felicissima di aver ascoltato queste bellissime letture. San Francesco di Sales dice: nella suprema bellezza del nostro Dio riconosciamo l'unione, anzi l'unità dell'essenza nella distinzione delle persone. Questa unità nella distinzione è ciò che caratterizza il nostro mondo. Si può parlare di porte proprio perché ci sono tanti spazi che sono differenti, ma che fanno parte di un unico mondo. La porta non distingue tra un mondo vero e un mondo finto, ma distingue tra un mondo privato e un mondo pubblico, un mondo sacro e un mondo profano, tutti ugualmente veri. Ecco, il tema della porta è fondamentale perché ci ricorda che il nostro mondo è uno. Allora dobbiamo mettere in discussione alcuni pregiudizi che ci impediscono di vedere questa unità, quello che cercherò di fare.
La rete quindi, questo è il terzo passaggio, non è il bosco minaccioso pieno di pericoli, ma è lo specchio del nostro tempo, quindi c'è il male che c'è nella realtà materiale, nelle nostre relazioni faccia a faccia, si trasferisce in rete, magari diventando più visibile. Quindi è uno specchio, ma anche un luogo dove intercettare tutte le domande, tutti i bisogni anche autentici, che magari ricevono risposte povere, ma che comunque ci interpellano e li possiamo condividere. E infine, come tutto questo può costituire il presupposto per una nuova sintesi umanistica, per usare un'espressione del nostro Papa, insomma per una nuova umanizzazione di questo mondo, con qualche piccolo suggerimento che mi permetto di dare a tutti coloro che hanno un ruolo un po' di leadership in questo contesto, come possono appunto essere i giornalisti. Allora, il contesto, qui vado molto veloce perché sono cose che penso per voi siano scontate. Il contesto in cui noi ci muoviamo è un contesto iperconnesso, appunto tutti siamo dotati delle nostre protesi e tutti noi siamo qui e collegati altrove. Si parla appunto di convergenza come caratteristica della contemporaneità, dove convergenza significa anche perdita di confine tra i diversi medium, perché questo non è un oggetto con una funzione, ma una piattaforma che mi consente di telefonare, fare foto, mandare mail, vedere video, eccetera. Quindi i confini tra i media si sfumano, ma così sfumano anche i confini tra i media e l'ambiente. Io sto parlando da un microfono, ci sono delle slide, tutti noi siamo collegati in rete, cioè fa parte del contesto in cui siamo ciò che possiamo toccare, ma anche l'informazione che possiamo condividere. Vi dicevo appunto dell'esempio della mail di prima, quindi il nostro contesto è misto, è fatto, come dicono oggi gli studiosi, di atomi della materia, ma anche di bit dell'informazione, e noi possiamo aggiungere di materia e di spirito. E una terza caratteristica è quella della connessione perenne, soprattutto da quando alla fine della prima decada degli anni 2000 si è diffuso moltissimo Facebook e si sono diffusi moltissimo gli smartphone che consentono di rimanere connessi anche in mobilità, anche fuori casa. Questa idea della connessione che non si interrompe mai è praticamente diventata coestensiva alla nostra vita quotidiana. Quindi diciamo che per gli adulti la protesi, ma anche per i giovani, insomma, la protesi fondamentale è il telefono cellulare, che è un telefono sempre più multifunzioni e che è molto più di uno strumento, è appunto qui cito la frase di una psicanalista francese, il cui ultimo libro, che si chiama L'uomo di sabbia, è stato tradotto dalla nostra università, molto bello, ci sono moltissimi spunti interessanti. E appunto dice che questo oggetto è una grande apertura sul mondo, appunto una porta che ci consente di rimanere in contatto con è il guardiano dei nostri contatti ed è anche una porta comoda perché possiamo chiuderla all'occorrenza. E l'altro grande ambiente, questa è la nostra protesi, l'estensione di noi, l'altro grande ambiente è Facebook. Qui ci sono soltanto alcuni dati. 1 miliardo di utenti, non so se avete visto lo spot con cui Facebook ha celebrato questo 1 miliardo di utenti, per chi non l'ha fatto consiglio di vederlo, in 70 lingue con 240 miliardi di foto caricate e scambiate e 1 trilione di connessioni. Capite quindi l'importanza, non è certo un fenomeno di nicchia. E quindi in questo ambiente così in cui la dimensione digitale e quella materiale sono così intrecciate, come porsi? Allora, la metafora della porta a mio avviso è una metafora bellissima, perché io sono appassionata di etimologie e nell'etimologia di porta ci sono 2 aspetti. Uno è portare come sollevare, e infatti si chiamava porta, le porte della città, perché l'aratro che tracciava il percorso delle mura, nel punto dove doveva essere costruita la porta si alzava e quindi lì si sapeva che doveva esserci un'apertura. Ma poi vuole anche di porta, viene alla stessa etimologia anche di poro, di porto, significa attraversare.
e questo attraversamento è l'azione che noi compiamo e che ci consente di unificare ciò che la porta divide. Quindi la porta è qualcosa che noi attraversiamo, e in questo nostro movimento noi ricongiungiamo ciò che apparentemente è separato. E come dicevo prima, la porta non separa un ambiente autentico da un ambiente inautentico, ma separa ambienti diversi, ambienti dove c'è una discontinuità, c'è una molteplicità, ma c'è anche una sostanziale unità di questi ambienti. È chiaro che noi siamo diversi quando siamo in casa, quando siamo sul lavoro, quando siamo, ma non perché recitiamo, perché non siamo autentici, ma perché ogni luogo ha le sue regole, ha i suoi criteri di appropriatezza, ha il suo gioco di aspettative che poi noi possiamo anche contribuire a modificare, ma non è una questione di autenticità, è una questione di molteplicità, una molteplicità che deve, che può e che deve appunto essere ricondotta all'unità. Invece quali sono i rischi, cioè le letture oggi così presenti, anche in maniera non del tutto esplicita, che ci in qualche modo ostacolano la comprensione di quello che sta accadendo, ma di più ostacolandoci ci impediscono di agire in maniera appropriata. Io le chiamo le 3D, e la prima di queste D è quello che gli studiosi chiamano il dualismo digitale, cioè la frattura, una presunta frattura tra il reale e il virtuale. Già un termine che chi lo usa come comunicazione di massa, cioè chi usa comunicazione di massa oggi o chi usa virtuale vuol dire che insomma sta, come diceva McLuhan, guardando la storia con lo specchietto retrovisore. Ieri sera ho sentito sul TG2 parlare della televisione come del piccolo schermo, e questo come lo chiamiamo allora? Il nanoschermo, non so, perché è chiaro che chi pensa alla televisione comparandola col cinema, il medium precedente, la chiama il piccolo schermo, ma oggi non possiamo più chiamarla il piccolo schermo perché ci sono schermi molto più piccoli che sono di uso quotidiano. Allora dobbiamo un po' rivedere anche le nostre categorie, e il dualismo digitale a mio avviso è una delle fonti di maggior pericolo, così come ogni dualismo, come il dualismo tra materia e spirito per esempio, che assolutizza la materia e che ritiene che lo spirito sia nemico della materia, nemico della libertà. Ecco, il dualismo a me provoca sempre una specie di reazione allergica, ma in questo caso è particolarmente insidioso. Un dualismo che ha due versioni, una più radicale, che vede una contrapposizione netta tra l'analogico, cioè il materiale, ciò che noi possiamo maneggiare, e il digitale, due mondi che competono, due mondi che cercano di prevalere l'uno sull'altro. Avete visto il film Matrix, no? Due mondi completamente separati. E il digitale non è reale, tanto che si chiama appunto virtuale a indicare una realtà inventata, una realtà fittizia, una realtà inautentica. Si tratta in questa versione di quella che chiamo un'alterità radicale, e mi viene in mente, perché ho studiato il latino, il termine aliud, cioè l'alieno, il totalmente altro. Nella versione radicale il virtuale è uno spazio alieno. Questo poteva andare bene per interpretare i primi momenti del digitale, per interpretare spazi come Second Life, in cui ci si inventa completamente un personaggio, in cui si costruiscono dei mondi che non esistono, ma dai social media in poi si è ridefinito questo spazio in un modo molto più intrecciato con la nostra quotidianità e con la nostra autenticità. C'è poi una versione moderata del dualismo digitale che ritiene che il mondo analogico e quello digitale siano separati, che siano in qualche forma di relazione tra di loro, che però il digitale sia un reale impoverito e che il loro rapporto sia a somma zero, cioè più ho relazioni digitali, meno ho relazioni reali, come se fossimo su un'unica linea, non su un continuum. In realtà non è così, ci sono una serie di studi che per esempio dimostrano che chi è più attivo socialmente in rete ha anche
più frequenti occasioni e pratiche di socialità offline, lezione. Non è che perché io mandavo la mail a mio marito non ascoltavo la spiegazione, non è che la mia relazione virtuale impoveriva la mia presenza reale, anzi ha messo in relazione il mio momento di lavoro, il mio momento di fruizione di una cosa bella con la mia vita relazionale e matrimoniale. Quindi non è vero che la somma è zero, ci può essere un effetto di moltiplicazione anziché un effetto di reciproca sottrazione. Questo è appunto uno dei pregiudizi del dualismo digitale. Un dualismo digitale che va quindi superato. Bisogna andare, questo ci viene molto spontaneo pensare in termini di dualismo, ma è veramente un errore che poi ci preclude la possibilità di comprendere tutto il resto. Non c'è una realtà autentica, materiale, contrapposta a una realtà inautentica e digitale. Le nostre relazioni faccia a faccia possono essere estremamente inautentiche, non è la materialità che garantisce la loro autenticità. Lo diceva già Pirandello, che ciascuno di noi recita un personaggio ben prima dell'esistenza dei profili di Facebook. Così come il digitale non è di per sé l'ambito dell'inautenticità, della falsità, del nascondersi dietro una rappresentazione di sé idealizzata, eccetera. Non entriamo e usciamo da queste dimensioni come se fossero mondi diversi. Quando io su Twitter scrivo qualche cosa che è relativo a ciò che penso sulla base della mia esperienza quotidiana e riflettendo anche su altri spunti, su altre sollecitazioni, su altri spunti di riflessione che trovo in rete. E c'è un intreccio molto stretto tra la mia esperienza che faccio quotidianamente e gli stimoli che posso ricevere attraverso un'esperienza mediata, perché ovviamente non si può sperimentare direttamente tutto. E forse l'analogia con la dimensione locale e globale ci può aiutare. Negli anni 90 si parlava molto di globale, locale o di glocal, no? C'è da una parte la globalizzazione che rende tutto uguale, tutto astratto, e dall'altra parte la dimensione locale che è quella dell'autenticità, del radicamento della comunità. In realtà oggi niente è più completamente locale, perché tutti noi usiamo appunto dispositivi che vengono da fuori, mangiamo cibi che vengono da altrove, ci vestiamo con vestiti made in China e quant'altro, quindi c'è una stretta correlazione. Tutti noi parliamo del nostro micro paese sapendo che ci stiamo rivolgendo a una audience globale, se dobbiamo fare per esempio marketing del territorio, o se abbiamo un bed and breakfast mettiamo sempre anche la scritta in inglese perché speriamo che arrivino gli stranieri. Quindi cioè, la dimensione locale è intrecciata, è interdipendente con una dimensione più ampia, e a sua volta la globalizzazione esiste in quanto si radica nei territori. Ecco, forse pensare a questo intreccio ci aiuta meglio a capire qual è l'intreccio tra analogico e digitale. Ogni esperienza è insieme analogica e digitale e questi due ambiti si definiscono a vicenda. Qui ho messo un'immagine della Gestalt, tratta dalla psicologia della Gestalt, in cui che cos'è figura e che cos'è sfondo non c'è una figura e uno sfondo, ma sono delle figure che si intuiscono nella loro relazione. E costituiscono un insieme proprio in questo intreccio, in questa relazionalità reciproca. E qui inizio a citare il messaggio che con questa immagine del tessuto dà, secondo me, appunto un'altra metafora molto bella. L'ambiente digitale non è un mondo parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente dei più giovani. È parte del tessuto stesso della società. Quindi analogico e digitale nel loro intreccio, nel loro essere trama e ordito, i cui confini poi si sfumano tantissimo e vediamo un unico tessuto, che è il mondo che ci sta intorno, ecco, costituiscono appunto il tessuto della nostra realtà. Quindi la realtà è una sola, questo l'abbiamo anche ascoltato con parole bellissime scritte tanto tempo fa. È una realtà mista, la chiamano oggi, va un po' di moda questo termine, una realtà aumentata, augmented reality, vedrete ogni tanto la sigla AR che vuol dire augmented reality.
Allora, di questa idea della realtà aumentata anche qui ci sono due versioni. C'è una versione più radicale che dice che esiste solo il digitale, che ormai la materia è stata riassorbita nel digitale, che siamo tutti cyborg, ormai tutti innestati di protesi che potenziano la nostra capacità di percezione e di azione e che non esiste più una realtà pura, una realtà offline. E poi c'è una versione moderata, che è quella personalmente che ritengo più produttiva, più proficua, che dice che il digitale è reale, ma di una realtà differente, dentro una realtà che è unitaria, è una parte di questa complessità. C'è una differenza tra analogico e digitale, che non è un'alterità radicale. Il digitale non è l'alieno, non è l'alid, ma è l'alter, cioè l'altro in relazione, la dimensione altra in relazione alla quale la mia fisicità oggi si costruisce, si costituisce. Quindi c'è un intreccio tra queste due dimensioni e una potenzialità di potenziamento reciproco. Quindi la realtà è fatta di atomi e di bit, e per noi cristiani è fatta anche di materia e di spirito. E lo spirito è, come dire, è qualcosa che aumenta la realtà molto più del digitale, cioè la realtà del cristiano è un augmented reality per definizione, perché appunto ciò che noi vediamo, il fiore non è solo un fiore, non è solo l'oggetto dello studio della botanica, ma è qualcosa d'altro. Noi siamo capaci, dovremmo essere capaci, oggi siamo stati capaci secondo me perché siamo stati guidati a farlo, di vedere il tutto nel frammento, di vedere l'universale nel singolare, di vedere ciò che trascende l'uomo in ciò che l'uomo può fare. E questa è la realtà più aumentata di tutte, credo, quindi siamo in grado perfettamente di comprendere questo concetto. Ciò che noi vediamo non esaurisce ciò che c'è, non esaurisce il suo significato. Allora, il determinismo tecnologico va superato, ed è determinismo tecnologico. Cosa significa il determinismo tecnologico? Scusate, questa è la seconda D. La seconda D che ci dice appunto analogico e digitale sono separati, sono in competizione tra di loro, il digitale rischia di cancellare l'analogico. E tutte queste frasi che noi ascoltiamo continuamente, internet ci rende stupidi, è il titolo di un libro di Nicholas Kerr, la primavera araba è il prodotto dei social media, i social media ci rendono socievoli, i social media ci rendono hikikomori, quindi stando in rete noi diventiamo come gli hikikomori giapponesi, quei ragazzi che si chiudono in camera, non mangiano più, diventano pallidi, perdono il senso della realtà. I social media causano dipendenza e depressione, mancanza di attenzione, ci fanno diventare analfabeti. Ecco, tutte queste espressioni sono sintomi del determinismo tecnologico, cioè di una tesi presupposta secondo la quale la tecnica è in grado, lo dico così, il tecnologico è in grado di determinare l'antropologico. Allora, questa cosa non la possiamo accettare. È vero che ci sono dei rischi, è vero che se noi non accendiamo il cervello e quindi andiamo dietro, questo rischio c'è, ma non è un destino. La tecnica non è così forte da cancellare la nostra umanità. E quindi queste frasi messe così sono ideologiche, presuppongono una separazione, una contrapposizione e una capacità della tecnica di condizionarci e di cancellare la nostra libertà. Allora, io credo che invece sia giusto sottolineare l'ambivalenza della tecnica, e lo faccio con le frasi di due poeti. Uno è Goethe, che dice: le cose che amiamo ci modellano, e chiaramente noi rischiamo di essere sedotti dai nostri dispositivi. E l'altro è Hölderlin, che dice: laddove è il pericolo cresce ciò che salva. Quindi è chiaro che c'è un punto di pericolo, ma se noi non attraversiamo questo punto di pericolo non esprimiamo neanche la nostra umanità, ed è proprio da qui che possiamo cercare di capire quali sono le opportunità. Allora, non possiamo dirci né dualisti né deterministi, perché significherebbe appunto non capire che la nostra realtà è una realtà mista, non capire che se noi screditiamo il digitale siamo degli immigrati che
che rifiutano di comunicare con i nativi, cioè, ci precludiamo la possibilità di parlare con i giovani dando valore a ciò che per loro ha valore. Escludiamo la fede dal digitale. Vi ho citato questa frase del Papa, dice: se la buona notizia non è fatta conoscere anche nell'ambiente digitale, e qui il suo tanto discusso, la sua tanto discussa decisione di accendere un profilo Twitter, potrebbe essere assente nell'esperienza di molti per i quali questo spazio esistenziale è importante. Quindi svalutare il digitale significa dire che ci sono ambiti della vita umana importanti per tanti soggetti rispetto ai quali la fede è estranea. E questo preclude anche l'educazione, perché se veramente noi fossimo determinati dalla tecnologia non avrebbe senso l'educazione, tanto siamo determinati, quindi non ci possiamo fare niente se non adattarci a questo sistema che alla fine ci stritola. E alla fine dualismo e determinismo deresponsabilizzano, perché in realtà mettendo fuori tutti i rischi e attribuendo al digitale tutti i pericoli, in realtà noi ci liberiamo anche del nostro dovere invece di umanizzare questo terreno. E infine la terza D, poi sul resto sono molto più veloce, che è quello che Gunther Anders chiamava già alla fine, a metà degli anni 50, il dislivello prometeico, che secondo me è un aspetto molto importante di cui tenere conto. Cos'è questo dislivello? È lo scarto che c'è tra la nostra capacità di produrre e di utilizzare la tecnologia e la nostra capacità di elaborarne i significati. Allora, in questo scarto lui dice, lanciamo il sasso più lontano di come riusciamo a vedere, dice Anders, e noi alla fine rimaniamo in qualche modo succubi di questi dispositivi, se non riusciamo a elaborarne il significato, che significa decidere quali sono i loro fini, decidere qual è il loro limite. E questo è un lavoro fondamentale. Credo che questo messaggio del Papa ci faccia fare un passo importantissimo nella direzione di superare questo dislivello. Anche perché appunto il rischio di restare risucchiati nei dispositivi c'è sempre e dobbiamo in qualche modo scongiurarlo. E il terzo punto è, date queste premesse, date queste 3D rispetto alle quali dobbiamo sempre vigilare, che la rete è lo specchio dei nostri tempi, che in rete portiamo ciò che siamo. Che è vero che ci sono le vulnerabilità, che ci sono le dipendenze, che ci sono le relazioni strumentali, violente, prevaricatrici, che c'è la finzione, ma sono tutti aspetti che caratterizzano la nostra vita sociale. È vero che la rete non produce la socialità e che rischia di produrre solo appunto della solitudine collettiva, come dice Sherry Turkle in questo libro, Soli insieme. Ma questo è vero perché la nostra è una società che ci ha educato all'individualismo e quindi è questo che dobbiamo combattere, in rete come fuori dalla rete. I rischi ci sono nel nostro ambiente in quanto tale, che è un ambiente misto e non ci sono solo nel digitale, e i rischi interpellano la nostra capacità, il nostro impegno e la nostra responsabilità. Allora, la rete può diventare il luogo in cui noi osserviamo come con una lente di ingrandimento quali sono queste fragilità, ma anche quali sono queste domande che ci interpellano. E questo è il terzo passaggio del ragionamento che vi volevo proporre. La rete è il luogo in cui emergono le grandi domande, le domande appunto di relazione, il bisogno di condivisione, il bisogno di essere con altri. I social media, per noi che li abbiamo studiato le pratiche e non soltanto la teoria, i ragazzi che stanno su Facebook dicono è più importante essere con che esserci. La relazione è il messaggio fondamentale di questi media. Allora, Benedetto XVI dice che sono luoghi in cui è possibile ascoltare e rispettare le domande e i dubbi e camminare insieme verso la ricerca della verità e il senso dell'esistenza.
E questo è importante che chi ha fede stia su questi territori, perché la religione deve avere un ruolo nello spazio pubblico, perché rappresenta, lo scrivevo ieri nell'articolo su Avvenire, una riserva di libertà per tutti, un punto di vista, McLuhan direbbe, controambientale, qualcosa che ci consente uno sguardo diverso sullo stesso territorio. E questo è importantissimo.